Va ora in onda Rebelot. È bello far finta di comandare e poi scoprire che mai si comanda. Figurarsi oggi che è giovedì. No, non perché è giovedì 17 settembre 2020, 16:38. Ormai siamo puntuali come il rapido di Trenord. Per chi ci guarda in radiovisione, una lieta sorpresa, ma tra poco anche per chi ci ascolta per radio. Tanto la voce che state sentendo, indovinate chi è? Indovinate chi è? Sempre la mia, sempre da queste corde vocali protette dal golino paraculum, quello che permette di avere la mascherina, non avere la mascherina si toglie, mascherina si mette, carta vince, carta perde, Marco Pinti, mentre Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica. E in studio con noi c'è la prova vivente, la prova provata, che se c'è un creatore non è equanime, non è democratico. Se c'è un creatore dell'universo è sicuramente un grande architetto, è sicuramente colui che ha messo ordine al cielo, alla terra e al mare, colui che ha creato l'ippocastano, il rinoceronte in un momento di grande creatività, ma non è giusto, o almeno non è democratico. Nella varietà si compiace e in questa varietà ci sono gli opposti. Io chiedo alla regia se è possibile capisco l'incanto di fronte alla creazione, ma se è possibile mostrare anche lo iato esistente tra, eccoci qua insieme, accanto a me Simona Miotti. Sì, esatto. Grazie mille della presentazione. Figurarsi non è ancora finita, perché se ci guardate, siamo in radiovisione, vedrete proprio che quel giorno del 1990, quando è stata preparata Simona Miotti nell'alto dei cieli, no? Prima di essere procreata, è già una cosa che ci porta nelle lenzuola torbide. Noi invece voliamo alto, questa è una trasmissione di candore. Quindi prima di essere consegnata alla cicogna, Dio è stato lì e ci ha messo un po'. Ci ha messo del suo. Ha detto aspettate un attimo, facciamo una roba fatta. E invece poi quell'altro 5 anni prima, quando era un giorno d'estate e quando ha dovuto formare il sottoscritto, e anche un po' di anni prima, quando ha voluto formare colui che mi incombe dietro, ecco. Non capisco perché sono finito in un angolino io. Tu sei finito in un angolino perché, come con il sottoscritto, Dio proprio ci ha messo un attimo. Torno di là. Nel caso di Luca Procaccini ha detto vabbè, facciamolo alto, quanto lo facciamo alto? Un non po' è importante. Così, 2 spanne, poi questo, quell'altro, gli mettiamo un po' di barba, poi fargli prendere una laurea, buona vita Luca, ciao, quest'altro che è? Pinti, vabbè dai, metti questo, 2 gambe, cuore, polmoni, fegato, stomaco, e vai, io devo mettermi a fare Simona Miotto, che è con noi Miotti. Ma perché? Perché questa? Ma perché? Perché questa puntigliosità? Perché già ci tradisce che lavoro fa? L'hanno creata puntigliosa. E voi vi chiederete, ma Simona Miotti così è per caso? È solo per dimostrare quanto Dio si compiace nelle sue creature che l'abbiamo invitata? No. No. Cari amici odontotecnici, che siete insomma la fetta maggioritaria del nostro pubblico, ebbene oggi finalmente, grazie a Simona, apriamo una finestra sul vostro oscuro mondo, ma non lo facciamo nel modo confortevole, perché Simona non è un'odontotecnica. No, facile fare la radio così, che vi blandisce. Abbiamo in studio un odontotecnico proprio come voi, che bel lavoro. No, è una vostra acerrima rivale. Beh sì, è proprio il nemico dell'odontotecnico. No, siamo invece migliori amici. Quando dicono così avete già capito, No, avete già non è capito, vero, avete già assolutamente, capito. dai. Non è dentista, perché il dentista
sì, è nemico, ma insomma, due animali che si guardano e in qualche modo si ignorano con timore, no? Però fanno la stessa strada. Fanno la stessa strada, bravo, camminano lì, però sapete National Geographic quando a un certo punto c'è ognuno ha la sua il leone e il leopardo, sono lì. Invece in questo caso siamo nel mondo di mezzo. Sì, sono igienista dentale. Igienista dentale, amici odontotecnici, so di darvi un colpo al cuore, ma è qui con noi a fare luce sul grande mondo dell'odontotecnica, che finalmente trova uno spazio radiofonico, perché è uno dei mondi più sconosciuti che noi oggi esploreremo grazie a Simona, che fa l'igienista dentale. Com'è la giornata di un igienista dentale? Glielo chiedo io, ma prima fatemelo salutare perché è stato relegato in voliera. No, io ascolto. E la gag doveva essere che poi ci saremmo contesi questo posto, ma vedo che la gag non si innesca. Non è che non si innesca, e tu non smetti di parlare, io non so quando intervenire. Ma io Peraltro, contavo che tu mi pestassi, No, che no, per io- essere di fianco a Simona avresti fatto di Ma ci tutto. sarà un'invasione di campo, penso. Dici? Ci sarà un'invasione di campo? Sì, arriverà anche il sicuro. regista. Tu aspetta Arriverà altri 5 anche- minuti e vedrai. La stai invocando? No, secondo me arriva. Vabbè, Guarda, io non me ne guardalo. voglio. Si sta preparando. No, adesso devi stare lì. È che io non lo vedo perché No, io sono dietro, mi avete Ma messo io dietro a un vedo. pilastro e va bene, ma è tanto meglio siamo alla che radio. dentro. Meglio che dentro, vabbè, ma non siamo dalle parti mie, qui dovrebbe funzionare così. Però non lo so, se mi dici che c'è qualche pilastro pronto Non ad si essere sa mai. completato, mi tengo sulle mie. Però ecco, ero affascinato dal mondo dell'odontotecnico. Io pensavo si parlasse di questa cotanta beltade e tu me la butti in laboratorio con l'odontotecnico. Però vabbè, volevo capire. Può essere un genere anche quello, Vediamo dove vai a parare. Perché sai, da grandi inimicizie possono nascere grandi simpatie anche nei laboratori degli odontotecnici. Ma prima entriamo nel vivo dell'appassionante mondo. Strano non abbiamo ancora fatto una fiction sugli igienisti dentali. Ah, sì, perché bisogna Per questo vedere mondo cosa adrenalinico, pieno di Veniamo odiati. emozioni. Odiati? Temuti, sì. Beh, perché siete un po' bastardi dentro. C'è un po' di ipocrisia nell'igienista dentale, secondo No, me. non è vero. Siamo questa- solamente un aiuto. Se questo ti dicono, questo ti Abbiamo dicono. la prevenzione, Sì. per forza. Ecco che è arrivato, ecco che si assembra. Mi metto Vediamo che vicino a sorgano i te. problemi. Guardiamolo lì, un problema. Intanto è già arrivato il problema. Tu speravi me ne andassi dall'altra parte, ma noi che siamo Perché una- sono io una quello che trasmissione vuoi, gay friendly. Ah, tu e me che vuoi. È così che ti assembri Io- accanto a me, Insomma, Io ho bravo. Covid da te, lo voglio. Bravo, se proprio lo devo prendere. No, dicevo, l'igienista dentale perché voi, come giustamente hai detto, vi occupate molto della prevenzione Sì, della prevenzione. e poi... Evitiamo che sorgano problemi a livello gengivale, a livello parodontale, a livello dentale, quindi evitiamo che voi perdiate... Noi, hai sentito come l'ha detto, proprio da creatura eletta da No, Dio, beh, voi... Io stavo notando, Mi no? faccio curare, però io sono esente. Io stavo assolutamente. Si fa curare. qualunque cosa potesse mai raccontarci, che bello. Che Andiamo bello, avanti, che andiamo bello, avanti. che bello. Sì, però prima di tutto voi avete questa lobby che fa queste pubblicità terrorizzanti. Non faccio nomi, Del però sangue, hai visto del sangue nelle gengive? Magari muori, tra un po' perdi il dente e si vede questa bella ragazza che piano piano deperisce. Cosa Poi col pensi? dentifricio risolvi tutto. Esatto, ma non è sbagliato. vero, non è Sbagliato, vero. No, assolutamente. C'è bisogno di figure come noi E come? per risolvere. E come gli odontotecnici. Esatto, ricordali sempre perché qua... Anche perché come fanno i denti odontotecnici non li fa nessuno. Bravo, Esatto, sono sono loro che peraltro, sono loro che responsabili, li fanno quindi- proprio fisicamente. Però c'è anche questa cosa, perché l'igienista dentale giustamente poi dà quelle raccomandazioni, no? Dopo che Esatto. finisce quel lavorino, magari la sbiancatura, quelle robe lì, Sì. dice a noi comuni peccatori, Il noi, filo interdentale, noi che viviamo nelle sì. schifezze, noi che siamo un po' il popolo della melma. E anche della me. Perché quanti ascoltatori ci sono che adesso stanno dicendo no e altri che dicono sì, è vero. Noi che siamo un po' dei Noi siamo quelli peccatori, che diciamo noi non lo sappiamo. che mangiamo la cicca col cioccolato No. fumando il sigaro, mettendoci può. nel naso la liquirizia. No, Io di solito il no. dito, però vabbè. E il dito che... Ecco, ma se noi facessimo come dite voi igienisti dentali, Che brutta cioè vita. lavati i denti come se fossi un talebano musulmano 76 volte al giorno, prima dei pasti, dopo i pasti, a metà Durante pomeriggio. i pasti. non lavorerebbero.
e nemmeno gli igienisti dentali. Andremo in giro tutti Beh, con... ma a livello fisiologico comunque serve. Ve la Almeno una cavate volta all'anno, sempre? sì, per Perché lì forza. allora vedi che c'è un patto con Dio. Quante volte all'anno? Almeno una volta. Per questo che ci all'anno, vediamo per solo la una volta pulizia. all'anno. Vedi? Perché lei mi rimanda di anno in anno. È così, è così. Io spero di cogliere Prima andava a l'appuntamento. settembre, adesso è settembre. Quindi Comunque, secondo me, vedi, c'è un patto con Dio, no? Dio ha fatto le creature di solito, nei casi più fortunati e normali, dove più o meno tutte le parti del corpo, come manutenzione, in alcuni casi la puoi fare da solo. Di che stiamo parlando adesso? No, della manutenzione, no? È importante la manutenzione del corpo, no? Così Cioè, vogliamo chiamarla, sì. pulirsi, Vabbè. quello, Vabbè. come la macchina. Cosa... Sì, va bene. Io qui sento, Anche. No, perché qua si un'aria intende, frizzantina, si intende, sento, sì, sì. Sento, Comunque sento. sono esperto in manutenzione io. Ecco, e tu te la puoi fare da solo un po' su tutto questa manutenzione. Purtroppo. Puoi fare una manutenzione. Ma poi purtroppo è bello questo, no? Cioè ti dà un organismo che tu puoi curare da solo, tranne proprio i denti. E lì c'è tutta questa mafia che parte dall'altissimo, parte dal creatore, Il capomafia è lui adesso, ma scopriamo. Certo, nella Bibbia, Genesi, capitolo 1, tu leggi quello scritto piccolo Si sotto. distribuisce i denti a caso. Esatto, Fino a lui 70 dice, io piene, faccio i allora. denti, Vabbè. e poi Perché creo migliori voi? tutto un esercito di igienisti dentali, dentisti, gente che appena entri, buongiorno, 1.000 euro, certo, ci mancherebbe. Come va? Magari, Passi dalla ma signorina magari. a pagare una Esatto, conto. passi, paghi, poi si divertono questi apparecchi incredibili che creano e queste macchine infernali e poi gli È odontotecnici. tutto per giustificare il costo, Tutto, è tutto finto, sì, dite. tutto finto in realtà, Cioè- una fiction dietro. Cioè, l'apparecchio non serve a niente. No, guarda. No, però aspetta, ci Certo, ascoltano dei certo, ragazzini, ma quindi ci mancherebbe, scherziamo fino a un certo stiamo punto. scherzando. Però quanto c'è di giustificare il costo? Tanto. Tipo il Van Gogh in ufficio serve a quello. No, serve tantissimo perché, vabbè, il costo comunque è giustificato dal fatto che i materiali che usiamo sono veramente molto costosi. Però se facciamo a nero un po' di sconto te lo faccio. Non fanno mai a nero. La carie è nera. Non fanno mai a La carie è nera bisogna trattarla. Non ho mai sentito di dentisti che non abbiano fatto regolare fatture. Scusa. Scusa, Perdono. se c'è una categoria che non può evadere nemmeno se vuole. Neanche un ghello. Come fanno? Che sono lì, che nessuno li controlla, che con questi giri di contanti, come potrebbero evadere? Ci controlla. Con questa cartuccella, questo quaderno che sembrano salumieri degli anni 50. Allora, segno 1,50, segno 2,50 e tu intanto fai. Vabbè, ma come va? Qual è il cliente peggiore? Il cliente peggiore è quello che mente. Mente, attenzione, vedete che inquisitoria la faccenda. Allora io ti lascio vicino e vado subito al banco del pubblico ministero. Abbia pazienza, ma stiamo parlando di fidanzati o di clienti? No, di pazienti. Che anche il fidanzato diventa paziente o non lo Sì, anche curi? il fidanzato diventa paziente. E quindi il fidanzato che mente so botte da orbi Sì, come sì, paziente sì. e non solo. Che vuol dire il che mente? Quello che dice che magari trovi il pranzo di Natale tra i denti e dice ma io passo tutti i giorni in filo interdentale, ho passato anche stamattina. Si capisce? Beh, ma questo Quindi- non mente. Questo è stupido, scusate se No, ma scusa, vi ma avverto. guarda che stiamo già entrando nella loro logica persecutoria. Mi Cioè- state facendo le domande e io rispondo. Sì, però già vediamo la scena di questo poverello che ha fatto il pranzo di Natale. Questa famiglia, Ma che 13 giorno è persone. Oggi che giorno è? È il 17 settembre. Ecco, Però è ancora Ce l'ha lì. ancora là, Forse, perché lui sì, con quel ancora residuo lì. si ricorda dei suoi affetti e tu lo vorresti togliere con il filo interdentale. E subito che domanda gli fai? Ma il filo ce l'hai almeno. Gli chiedi così? Ma il filo a casa ce l'ha? No, in realtà sono un po' più carina e delicata. Sì, tipo come si fa a dire a uno c'hai dei denti che No, sono una tipo- stalla? Tipo, mi rendo conto che sia difficile, ma dovrebbe cercare di passarlo un pochino più frequentemente il filo. Mamma mia. Ma fammi fare una domanda, adesso usciamo un attimo dal seminato La deformazione professionale incide anche nei rapporti interpersonali? Tipo, vedi il fidanzato, dici tu stamattina con chi hai fatto colazione? Perché noto una brioche Quella la ai frutti di riconosco, bosco quella che è non è marmellata. tua, non è tipicamente da te. Con chi hai fatto colazione? No, Questo- beh,
Però mi viene da guardare i denti delle persone, per forza c'è un po' di deformazione professionale. Quello Io guardo sì, altro, però vabbè, ognuno ha la sua deformazione. il sorriso uno lo guarda. Non guardi il sorriso delle persone? Assolutamente sì, Allora. ma non ho quella deformazione professionale. Io purtroppo, prima di arrivare al sorriso, passo. Da un po' più in giù. Passi dalla provinciale. Dalla diciamo, provincia, perché la non prendo da fai lontano, sul la prendo da telepass. lontano. Però guardo anche il sorriso, lo ammetto. E quindi siamo arrivati Dopo. a questo paziente, poverino. Sì. Diamogli un nome a questo paziente X, ignoto 1. Uno che Il mio chiama. culo, Pinco Pallino. Ecco, che è Va lì bene. seduto, si è seduto, buongiorno. Apre Buongiorno. questa fogna, tu guardi e dici, Oh mio so Dio. che dovrebbe ricordarsene, ma... Mi rendo conto che è mi rendo difficile. conto che sia difficile, però a casa dovrebbe passare il filo interdentale. Anche lo scopino del bagno, volendo. Intanto c'è il tassametro di fianco, capito? Perché ignoto Din, 1 din, 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 ha din, già din. perso 750 euro dopo che si è seduto così. E poi come... Dovrei metterlo in realtà, grazie per l'idea. Vedi? Bravo, Poi bravo. Renditi conto tu, sei responsabile di queste cose che capitano poi. Certo, cioè, ma io di quanti mali sono responsabile e irresponsabile, ma poi quando devi intervenire in quella fogna che puzza magari anche di fogna, perché Che ci brutta saranno, scena. no? Diciamolo, no? Sì. L'alito è anche la parte più difficile da deodorare, perché l'ascella è un fatto di volontà. Il ragazzo esperto. Certo, sa tutto. perché io faccio E non è molto parte- volitivo, non è perché molto io peraltro. faccio parte di questa umanità Dei infernale che mentitori. spuzza, che piange, che rutta, che mente, che sputacchia, che gli puzzano le ascelle, che è un bagno di sudore. Noi siamo gli esseri umani avanti, vabbè, Io vorrei, dicevamo. io mi sento di dissociarmi, puzzo di mio, ma non ne vado Comunque, fiero. quella parte lì, no? Che poi lui apre sta fogna, puzza. Tu cosa pensi davvero? E dillo a nome di tutti i tuoi colleghi, le tue colleghe che devono fingere che non c'è. Vabbè, fa niente. Invece cosa pensi? Questa la so io. In Cioè, quel ma momento. porca miseria, quando mi sono iscritto a questo corso di studi. Sì, cosa mi è venuto in mente? Cosa mi è venuto in mente? Sì, beh, ogni tanto lo penso, lo ammetto. Quello sì. Però ormai sono abituata. Però è quindi devastante. Nei rapporti, quando uno esce dal lavoro con questa deformazione professionale, è inevitabile, l'hai appena detto, che guardi immediatamente il Sì, ma sorriso. non è che mi metto a guardare il dente del giudizio della persona che in fondo. Voglio sperare, no. però la O se classificazione... passi il filo, no. Dai, di la verità, che comunque subito vai a catalogare anche le amicizie, le frequentazioni e quant'altro passando di lì. Beh, io credo che tutti comunque stiano di fianco a una persona se non gli puzza l'alito. Guarda Che questo se fascismo. uno ha l'alito cattivo, il fascismo dentale. Ma veramente, guarda. Il Beh, non è fascio-dentismo. troppo carino stare di fianco a Io ho uno solo che amici ha che l'alito gli cattivo. puzzano l'alito, E ti guarda. piace Sì, questa cosa? sì, noi Un siamo lì, sacco. ci sputazziamo. Adesso siamo stati decimati da un'epidemia, ma ci E riprendiamo. come fate adesso con la mascherina? Basta, ormai infatti siamo tutti non tristi. sentite più niente. Sentiamo tutto solo il nostro alito, c'è questo plafond mistico di quello- Aerosol. E poi ricordi Strano. cosa hai mangiato, c'è questo rapporto col tuo passato, no? E invece il tuo Per igienismo... fortuna sono le 5, la Vedi, gente vedi. non ha appena finito di mangiare, Ma perché la sennò... Vedi che torna. La gente vera è d'accordo con me. Ma quando- 1990 tu compivi quanti giorni? Quando... 15 febbraio. 15 sono febbraio, quindi secondo me questa è di Sanremo, è un mese più vecchia di te. nata. Vai. Forse.
Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Parti bello! Potrebbe capitare anche a te. Sai cos'è un clacson di cortesia? Di incontrare Che cosa vuole? l'uomo sbagliato. Voglio che lei impari a chiedere scusa. Nel giorno sbagliato. E vedrà che imparerà con la violenza e il castigo. Il premio Oscar Russell Crowe. Il giorno sbagliato. Dal 24 settembre al cinema. Ora comincia la sua prima lezione. Quando i mutanti all'inizio hanno avuto i poteri, potrebbero aver fatto male a qualcuno. Questo posto prende la tua più grande paura e ti costringe a viverla. Fino a quando... Cosa hai voglia di fare? Così lo facciamo insieme. A volte mi chiedo come abbiamo fatto a diventare amici. Il meglio deve ancora venire. Dal 17 settembre al cinema. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Sto partendo per il viaggio che tanto ci siamo immaginati. Annoterò tutto sul blog, così saprai sempre dove trovarmi. Jasmine Trinca, Clive Owen. Mi chiamo Benno. Qual è il tuo segreto? Ne ho troppi. Guida romantica a posti perduti. Dal 24 settembre al cinema. 01 Distribution presenta In concorso a Venezia 77. La tua idea di felicità. La lotta. Karl Marx è il padre del socialismo, della lotta di classe. E di Eleanor, Il futuro è dalla nostra parte. la protagonista di una nuova rivoluzione. Ora tocca a me vivere. Miss Marx, dal 17 settembre al cinema. Camerata Antonio Minervini! In concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Antonio, sono un medico, cerco di fermare l'emorragia qui. Alessandro Gasman. Lavori da un giudeo di merda! Da rispetto, Marcello! Sara Serraiocco. Non ce l'ho fatta. Ho paura. Non odiare. Dal 10 settembre al cinema. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Siamo tornati in diretta. La regia tecnica, per chi ci guarda in radiovisione, decide di inquadrare inspiegabilmente soltanto Serena Mannaia, la nostra ospite di oggi, igienista dentale. Serena, possiamo provare a fare una cosa che... Serena lo sono nella vita. Serena. Però io sono Simona. Simona, cioè, vabbè. Allora, Serena Mannaia, che ha questo nome d'arte di Simona, giusto? Grazie. Sì, esatto. L'ha scelto Giusto. adesso questo nome. Noi, vabbè, poi avremo anche delle esigenze di palinsesto, se magari i nomi ce li dico prima. Noi... Vabbè, comunque, chiamiamola Simona. Simona, allora, io adesso parlo mentre tu sei inquadrata nella radiovisione. E tu Ma dove sei tu? Io non ti preoccupare, tu devi Tu lascialo lì, tu lascialo diventa il mio volto. Va bene. Muovi Vai, le ci labbra da questo
momento, ecco, guardate la mostruosità del gender fluid, ha già rinunciato la nostra igienista dentale che abbiamo voluto a tutti i costi qui, perché siamo la trasmissione di fiducia degli odontotecnici del paese. C'è una densità di odontotecnici. Perché poverini? Pensa, perché ci sei tu, per quello. E basta. Hai quasi battuto dei record, perché di solito risulta insopportabile dopo 15 minuti. Tu hai già retto fino a 25, che attenzione, non è male. Intanto ci fa sapere Davis da Malaga, che come sapete fa l'odontotecnico, tanto per cambiare, che una delle bugie che gli dicono più spesso è che ho mangiato il toast e si è rotto il ponte. Capita, può capitare. Questa è una delle bugie più ricorrenti, pare. E poi ci hanno fatto vedere anche una foto che tu hai subito riconosciuto, era un'impronta. Un'impronta, vedete, finalmente la soddisfazione di avere una persona che dà alle cose le loro parole. Quando mi mandano quelle cose da odontotecnici, io uso sempre delle perifrasi, quella cosa, sì, da ignorante, dico delle forme fluorescenti, dentiformi, e invece no, si chiama impronta. Ma ora raccontaci dalla tua lunga esperienza come igienista dentale, qual è il mondo dell'odontotecnico in questa storia? Dove sono gli odontotecnici? Allora, loro sono fondamentali innanzitutto perché loro riguardano veramente tutto il retroscena del film che noi attuiamo, visto che tu mi stai parlando un po' che nello studio praticamente ogni giorno c'è un film. Dell'orrore, a quanto ho sentito, a quanto peraltro. pare, sì, sangue, violenza, vabbè. E sono i responsabili, comunque sono loro che creano comunque le protesi dentarie, piuttosto che permettono a dei pazienti di ritornare a masticare, quindi ritornare a sorridere, ritornare sì, parlare, ma la domanda è quindi... che tutti ci facciamo: l'odontotecnico che è in laboratorio e tu sei in studio, può mai avere l'occasione di incontrarti fuori dal laboratorio e fuori dallo studio? Hai mai avuto una simpatia per un odontotecnico? No. Neanche un'amicizia. Che cattiveria. Amicizia sì. E balle queste amicizie. Sì. Sempre a senso però unico. sono loro che vengono da noi in studio, quindi sono loro che ci vengono a trovare, sono sempre loro i carini. Ma sono come li immagino io, tipo un po' dei fricchettoni che arrivano a piedi nudi coi rasta e dicono no. Ho fatto questa bocca con 60 denti, guardate che bella, un modello nuovo. Ma come sono figo. Guarda, sono un po' dei maledetti gli odontotecnici, come mi piace immaginare, no? No. Hanno questo fascino da marinaio. Hanno il fascino, ma non da marinaio, assolutamente. No, ma non hanno fascino. Se mi dici scusa. che mai e poi mai ti è capitato, eppure ne frequenti, vuol dire che si vede che non è capitato quello giusto. Anche questo è vero. Qual è il fascino dell'odontotecnico, Simona? Il fascino? Sì, loro sono bravi perché rimangono sempre in laboratorio, quindi... Che vita triste. Sono come i topini di Cenerentola, che poi si trasformano in cavalli. Cavalli bianchi. Ma qualcuno in principe no, però, non c'è speranza. Ragazzi, non so, magari sì. Basta baciarlo, magari, da ranocchio al posto di... cavallo magari diventa... Ci sta la prima apertura nel confronto del mondo. Brividi in tutti i laboratori d'Italia. Sapete, questa è la vostra trasmissione dedicata. Finalmente ci occupiamo di qualcosa che vi interessa, anche se l'abbiamo presa un po' alla larga, perché abbiamo scoperto che quindi l'odontotecnico trova una scusa e viene in studio lui. Che trova una scusa, poverino. Io la cercherei una scusa. Anche voi odontotecnici, c'è Simona Miotti e porca miseria, inventatevi qualcosa. No, sono le regole basilari, non è poi aspettare che Simona arrivi in laboratorio, topino bello, che ti do un bacio e diventi il principe azzurro, fatti avanti. Devi tu entrare in laboratorio, nello studio e dire buongiorno, sono odontotecnico, ho portato 10 molari, magari servono. Magari servono. Così a caso buttiamo giù i numeri proprio, buttiamo giù i denti. Quanti denti ha la bocca di un essere umano? 32. Di questi ne conosciamo? Di questi ne conosciamo 7 che sono i principali. Sì. E poi c'è l'8º dente che è il dente del giudizio. Il fatidico dente del giudizio. Perché si chiama così questo dente?
Perché è uno scherzo. Perché non serve a niente, nel senso no, aspetta, è la prova della mafia di Dio sui no, denti. non è vero. Allora, ne ha fatto anche uno che non serve a niente pur di andare dal dentista, capito? Dio è un dentista. Ecco, abbiamo scoperto. No, in realtà anni fa avevamo pure il nono dente. Poi comunque con l'avvento del fuoco, con l'avvento comunque della cottura della carne, comunque non abbiamo bisogno di troppi molari per masticare la carne cruda, è vero. Quindi avevamo 9 denti prima. 9 denti, di cui 4 molari. Ah, quindi aspetta, il dente del giudizio in realtà era tipo una ruota di scorta. No. Perché Dio non era la ruota di scorta, era principale, è come i lupi che hanno questa mandibola molto lunga per poter masticare la carne cruda. Ho capito. Dopodiché, adesso che cuociamo tutto, quindi non ci serve, quindi negli anni la mandibola si è rimpicciolita, si è accorciata, quindi abbiamo perso il nono dente. Tutti, volevo... E adesso stiamo perdendo pure l'8º, infatti ci sono tantissimi bambini che nascono senza il germe del dente Che del impressione, giudizio. cioè l'evoluzione della specie vista in laboratorio, l'odontotecnico, che salutiamo sempre, sì, quindi avevamo tutto il mascellone alla Riggi una volta. Sì. Tu hai detto mascellone, poi lui pensa a un altro periodo storico che non c'entra, Anche questo è vero. Eravamo tutti un po' beniti. No, lo sapevo. La postura era quella. Lo sapevo, no, quello non c'entra. Non c'entra niente con l'odontotecnica, quella roba lì. Se non per questa storia. Quindi l'uomo sta perdendo denti man mano. Sì, adesso penso che siamo arrivati al culmine massimo, però... La vedremo. Però non è detto, ci vediamo fra un paio di milioni d'anni e vediamo che troviamo. Non è che possiamo solamente gli incisivi, basta. Ma magari per la cannuccia basta solamente non so cosa, sarà tutto assunto se così. Dicono che poi mangeremo solamente il pillolino con dentro tutte le sostanze nutritive, non serve neanche niente. Che tristezza portarti a cena col pillolino. Cara, ti invito a cena. Servono magari anche i denti per quello, proprio la lingua basta, sufficiente. Un po' d'acqua e gluck. Che tristezza. Tutto il piacere. Vede che storie, nasce tutto da qua. Discovery Rebelotto. Oggi abbiamo anche scoperto delle cose nuove riguardo ai denti, ma come sapete questa è una finta trasmissione, no? Come... Sì, quando è che andiamo in onda per davvero che sta povera ragazza sta sudando questo qua? È un pretesto che noi non raccontiamo alla nostra Simone, è un pretesto perché Luca possa dire il vero motivo per il quale Simone è qui. Lo possiamo dire? Se lo ritieni. Allora, la premessa è d'obbligo. Come l'hai conosciuta? No, lei non mi conosce ad alzarsi dalla sedia. Lei non mi conosce per davvero, se no non sarebbe qui. Allora. Aspetta, ma Simona, scusami, adesso sono serio, non è che ti ho detto anche a te sta cosa Fiction Rai? No, le ho detto un giorno tutto questo sarà tuo. Vabbè, finché mi ha promesso Marie Monti e anche un'isola. Come Cristiano Ronaldo. Quella della Sardegna, domani va a fare un sopralluogo, vede giusto appunto se. Sì, vado a vedere se c'è qualcosa di rimasto libero, sì. Esatto. Scelgo, poi torno. Al Billionaire, che è un luogo sicuro ormai. No, la verità è che io e Simone ci siamo conosciuti al tavolo di un ristorante, ma questo non è importante. Il tema è che secondo non era lo stesso. No, ma prima dove eri? Sempre dal dentista. Ci siamo incontrati già dal dentista. Dal dentista. È possibile che in questi anni gli ascoltatori hanno conosciuto la tua infermiera, la tua parrucchiera, la massaggiatrice, quella, tutta a casa Procaccini, fratelli. Ragazzi, io quando incontro poi condivido, perché io sono un vero amico, mica come te, brutto, che non mi hai mai invitato da nessuna parte. Ma se ti ho portato degli ospiti come Marco Gregoretti. No, quello l'ho portato io, peraltro. E quindi la conobbi, ne apprezzai la beltade e un giorno per giuoco con il mio amico Pinti, che rievocavamo le puntate con Antonella, che forse non ricorderete. Sempre sia lodata Antonella. La Devadania. Io ebbi a dire, no, di bellezza ce n'è una, te la porto in studio, dimmi che non è vero, guardate qui, voi che da casa ascoltate, guardate qui, voi che da casa non potete vedere, guardate qui. Così è nata la cosa. Poi per la verità si sarà capito, ormai siamo a 3/4 della puntata, non c'avevamo niente da raccontare e quindi abbiamo cacciato in mezzo questi poveri odontotecnici che non ce ne frega niente. Era qui Simona per un'altra ragione. Il nostro amore, come dice anche tanti fuori cuori. onda, tanti cuori. Poi in questo momento stanno lavorando per altrettanti studi dentistici migliaia di odontotecnici. Simona, tu hai la possibilità di parlare a tutti loro, ma anche a ogni singolo odontotecnico che in questo momento sta incidendo un incisivo, moralizzando un molare. E a tutti loro ed a ognuno di loro devo dire grazie.
Grazie. I nostri eroi. Perché senza di voi non ci saremmo non noi. ci saremmo noi. Brava, quelle cose retoriche che grondano buoni sentimenti. Brava. Intanto ci scrive un caro amico: i Lego sono la causa numero 1 dello scrollarsi dell'apparecchio odontoiatrico. I Lego? I mattoncini Lego. Davvero? Allora se li metti in bocca. Ma quando manca il filo interdentale, quello che trovo, giusto. solo che se passa un mattoncino Lego tra un dente e l'altro è un problema. In realtà apriamo questo. In realtà è l'oliva la principale assassina, soprattutto quella col nocciolo. Che ti frega, non te Ti l'aspetti. frega, non te l'aspetti e tac, ti parte un molare. E sono 1.000 euro. Molare costa, ragazzi, ce l'hai in dotazione, ma poi se salta non è che... Meglio E poi adesso ne hai pochi, Una volta ne avevi di più, quindi tieniteli buoni. Una volta ne hai di più, ma di molari non di 1.000 euro, non c'hai mai avuti quelli, quindi è una tragedia. E voglia dire che tanto l'evoluzione della specie quel dente non serve più, è inutile che vado. No, invece si accusa il colpo. Quindi i miei amici odontotecnici stanno navigando potenzialmente nell'oro. Cioè ogni volta che loro riproducono un molare, quanto costa un molare? Ma dipende, adesso non mi fate parlare No, di le- prezzi adesso. Siamo sempre alle solite. Questa è In fattura e senza fattura. È nell'ordine, Simona, non è che mi devi dire il tariffario. con o senza oro. Senza oro. No, vabbè, Più o adesso meno. più o meno. Ma dipende che dente è, però. Se parliamo di un molare è più grosso. Più grosso. Più è grosso il dente, Più è grosso il dente, è più doloroso. costa. E più costa, più o meno, quant'è un molare? Un molare. Un molaruccio. Non pensavo di so, metterti dai, in difficoltà, mi sembra dipende, non domanda voglio facile. mettere nessuno in difficoltà. Ma chi devi quindi- mettere in difficoltà? C'è Allora, la ci sarà quotazione un del odontotecnico che si sentirà uno sfigato perché si fa pagare molto di meno e un odontotecnico che dirà sì, qua. effettivamente, quando Tutto faccio lo qua. sconto è così. Quindi, Beh, bisogna distinguere da corona a corona, dal tipo di materiale con cui viene fatta, perché adesso c'è ceramica, c'è la zirconia, l'oro non si fa zirconia, più. in zirconia. Quanto costa? Zirconia. Spara, Aiuto, spara. aiuto, zirconia e aiuto. alcuni fanno Un anche 700? Un 700, dai. Un 700, dai. 700 per un molare. Finito, Quindi smettete di mangiare le olive, che un Eccola settecentino lì. vi parte. Vabbè, Ragazzi. se potete continuare la trasmissione un attimo. Allora, Sì, 49 milioni. Sì, quanti? ISO 700. Vediamo quanti molari c'hai. Molari Potremmo fare. Quanto fa? Diviso. No, ma voi fate. Sì, allora il tema è quindi sono 70.000 molari. e allora Ma mangiamo. finito però, non so l'odontotecnico quanto lo faccio pagare in studio. Facciamo Finito, cioè, perché c'è sì. tutto compreso, insomma. Sì, dai. Quindi il povero odontotecnico vede che tu prendi 700 euro e lui gli allunghi a 50 euro e rosica. No, dai. Cioè, a me mi dà sto no. cinquantino. È perché sono io e se non sto zitto ci sono tanti odontotecnici, quindi zitto e prendi e porti sì, a casa. infatti funziona stanno da- venendo Ma fuori. voi state tenendo da parte i denti del giudizio che tolti? Io francamente metti che vi serve un giorno. Metti che serve. io Non francamente devi buttare 700 euro. si può riciclare? Ma va. No? Perché già stavo In pensando Marocco sì, li vendono per strada. che schifo. Vedi Vabbè. che lì hanno capito. Puoi sceglierli anche. Davvero? In Marocco non so, ma da Malaga ci scrive l'odontotecnico dicendo corona in zirconio, prezzo medio dal laboratorio allo studio, Vai. 100 euro. Hai visto? Sì, infatti ho detto prezzo finito, Quindi prezzo dallo finito al paziente. Dallo studio al paziente E c'è succede qualcosa. c'è un ricarico del 600%. Beh, per cui la costa devitalizzazione, che 500. quindi è una terapia canalare all'interno Vabbè, è un dello... cazzotto e risolve. via. E via. La devitalizzazione, vuoi 400 euro per farti No, un scusa, male cane? Scusa, Comunque, t'arriva No, ma le cane no, No, perché c'è la- ti fa anestesia, dai, se no Poi fai muori. tutto il giorno che non riesci a parlare. Vabbè, comunque abbiamo detto. Tu non lo fare, perché se no... Vabbè, allora, Tu se hai bisogno ti do uno dei miei, dai. guarda, io ci sono tutta una serie di dentisti che sono entrati in crisi con me. Nel senso, c'è una clinica solo Tu per fuori, loro. cioè Come- la tua faccia davanti alla porta. Esatto, non lo voglio. Tu non puoi entrare. Esatto. Va Ci bene. mandano anche le foto, ma voi fate la trasmissione. Noi facciamo la trasmissione. Allora, 70.000 molari, 49 Allora, milioni, 70.000 molari. Ma io non ho Quanti capito molari- perché 49 milioni rompono, preoccupare. rompono i coglioni da anni e dobbiamo spendere tutti i molari. Io pensavo di Quanti farci molari qualcosa. abbiamo a ciascuno? Molari, solo molari, Sì. dici? Ognuno di noi ne ha? Ne ha due per ogni quadrante, con il dente del giudizio 3. 3. Ognuno di Quindi- noi ha 3 molari. Io non ci ho capito niente, però mi sto 3 per 4, innamorando. 12. Ne abbiamo Amore. 12. Buono, allora 70.000. 12 compresi però i denti del giudizio.
la cosa si complica. Comunque 5.833 leghisti dobbiamo trovare che rinuncino ai molari e li vendino, li immolino alla patria e risolviamo sto problema di 49 milioni di euro. Io pensavo chissà quanta gente, 5.800. basta portare tutti sti leghisti in Marocco per un'estrazione e si rivende. Ma sei leghista, Simona? No. E Carnelli? Sì. Carnelli? No, io sono socialdemocratico, ovviamente, sono qui che sono in Erasmus. A chi? Tu sei tesserato, no? Io mi dispiace, ma tu sai, la provenienza è diversa. Esatto. Vado a prendere Sammy, che Sammy ce ne dà un 4-5. Beh, alla fine qua si risolve così il problema, insomma. Vedi che questa puntata ha avuto un'utilità, perché c'è una querella che si trascina da anni, peraltro, su questi 49 milioni che poggiano sulla tesi secondo la quale i bilanci non erano ben tenuti e quindi vanno restituiti, non sono mai stati rubati. Lo dice Luca Telese, che è un giornalista di sinistra. Io riporto, non ne capisco, però forse la chiudiamo col molare, andiamo a patteggiare in procura con qualche molare da mettere sul banco. Vuoi mettere l'oro alla patria con il molare? Col molare alla Lega. Vedi che poi c'è sempre corsi e ricorsi storici, alla fine è quello di molari da portare a chi abbiamo 10.000 militanti, basta chiedere la metà. Sì, infatti è fatta. Pensavo peggio. E arriviamo alla pace nel mondo. Abbiamo anche no, la pace nel mondo no, ma almeno a piede libero siamo, che già. Sì, dai. 700 euro, ci scrive un caro amico, smetto di mangiare i Lego. Bravo. E rinunciamo anche alle olive a questo punto, visto che... denocciolate, mi raccomando. No, quello ti frega questo, perché le olive denocciolate è un processo industriale che te le va a denocciolare. Qualcuna può capitare che per sbaglio ti rimane nel vasetto col... È successo vero. a me. No, è vero. Non mi è partito il molare perché sennò se ne sarebbero accorti, perché è sempre una sensazione brutta quando senti croc. Quando sì. Però io mo che ci penso, quasi le ciliegie poi sono le assassine. Poi una ciliegia ti darà. Scrivono con la I o senza I? Cosa? Le ciliegie. Non lo so, con la I. Con la I. Brava, vedete che la cultura di base non c'è nella nostra formazione, soltanto questi molari, le questi sa incisivi, tutte. Questa ragazza che oggi prende il posto di Luca Procaccini come ospite fissa di Revelotti. Per me vabbè. Salutiamo. No, poverino. No, ma sarebbe, ne vale la pena. No, ne vale no, io ti parlerò sempre se tu devi spegnere il telefono di notte, che è un problema, altrimenti. Ma ne varrebbe anche la pena essere selezionato in questo modo. Il dramma è quando vedo che al posto mio te porti i peggio. Dove sei? Dirò quel pilastro. Dove sei? Si nasconde. Dove sei? No, comunque sta storia del Covid ha segato i nervi. Vieni qua che teniamo le distanze, che io non ce la faccio, perché poi da solo con questa presenza alla mia sinistra e io vedi, mi è aumentata la salivazione, comincio a balbettare, ho tutta una serie di pulsioni. Ma quelli come Luca e per carità anche come me, sì. Anche dal dentista parlano. Anche dopo che gli avete infilato sono 4 cose dentro e a quel punto c'è l'anestetico, però sì, la botta in testa, ecco, via. Tu lì cosa pensi quando ci sono quelli? No, veramente, quelli veramente da tappargli la bocca. Beh, io metto l'aspirasaliva al volo. Tu così la così risolvi. Sì. E ce l'hai anche... ti si appiccica la lingua, non puoi più parlare. E ce l'hai anche a casa. No. Quando arriva la suocera, aspetta, è fatto. Continuiamo così. Potrebbe essere. No. Quanto costa una aspirasaliva? Mediamente. È attaccato. Eccolo, aiuto. Hai già creato un casino degli odontotecnici. No, infatti, basta. No, lì è attaccato alla poltrona. Quindi, vabbè, dovresti prendere il tutto, perché il motore... l'aspirapolvere, chi vuoi che se ne accorga? Sono sempre attaccati alla poltrona. Ecco negli altri. Salive. Ecco che mi ricordano. Al referendum cosa voti, Simona? Ma io mi astengo da questa domanda. No, dai, non sei il Presidente della Repubblica. Chiamo l'aiuto del pubblico. Allora, ti spiego. Dai, Referendum. Io sono per il no, per esempio. Tu? Io mi astengo. Se ti astieni non essendo un quorum... No, vado. Vado, giuro che vado. Vai, ma... Devo tornare nella mia terra. Nella tua terra, che è la Valtellina. Sì. Salutiamo, salutiamo Sondrio. Domani. Ma è il 2021. Tu non parti domani? È lunedì, posso andare. Ma tu domani, ma torno domenica. Ma cosa fai in Sardegna? 3 giorni, con un'amica. Con un'amica 3 giorni? Sì.
E noi siamo due. Ma come Voi siete due? Due, esatto. Scusa Marco, tu che hai da fare? Chiamate EasyJet allora. EasyJet, a nuoto Ma arriviamo. che quello è il gommone, usiamo. C'è un amico mio alla Spezia, dobbiamo portare anche lui. Ecco. Però è bravo, è simpatico, Sì? Sì, è simpatico, ha 3 denti. ma- Muscoloso? Sì, muscoloso. Sa portare le ma valigie, quindi? porta tutto. Guarda Boh, come già perfetto. hanno pensato allo schiavismo. Ma cosa fate 3 giorni in Sardegna? Ci rilassiamo, cosa dobbiamo Ma fare? no, è il tempo di arrivare. Gasciubarato, No. spiaggia, va, e ritornate indietro. No, partiamo domani mattina, quindi già a mezzogiorno siamo là. Siete là, Sì, spiaggiate. spiaggiate. Già a Sì. mezzogiorno domani spiaggiate con il tampone o senza? No, in realtà il sierologico abbiamo fatto. L'avete fatto? Però da stamattina Non non c'è più bisogno, quindi... E quando l'hai fatto lo sierologo? Ieri. Negativissime. Brava, hai fatto bene. a fare Vedi, te l'avevo detto sierologico. Marco, questo è il fine No, ma hai settimana. fatto bene. Io posso stare qua dentro, tu non lo so. No, Tu ce l'hai? Ma tu hai fatto bene, perché veramente... Io ho avuto questi 2 giorni, sai che c'avevo un po' di febbre, 38. Non sento tanto il Perché gusto. c'avevo un amico che è venuto dalla Cina, no? Eccolo che mi ha lì. portato delle cose da mangiare per rompere meglio i denti e poi ho detto, ma no, ma vado al lavoro lo stesso Ma oggi. sì, qualche Esatto. pipistrello, vabbè. Esatto. Così. Allora Simona, non ci vuoi dire cosa voti? No. Non ci vuoi dire... Non l'ha detto no. No. Vota no. Non ci vuoi dire che cosa fate per trasformare un molare da un valore di mercato di 100 euro a 500? No, te l'ho detto, La C'è la devitalizzazione. terapia canalare, sì, caro. Questa devi spiegare la finanza, non C'è- a me. No. C'è anche l'aspirazione È il della lavoro di un saliva, ragazzi. professionista lì, cioè. Certo, come no, questo devi spiegare al capitano, non a me, io figurarsi. Qua siamo solo una trasmissione che manda canzoni del 1990. In la suo onore. La prossima che mandiamo è, non ci crederete mai che è del 1990, però è proprio vecchia così. Proprio vecchia ormai. Cioè, Oh, sta vecchio canzone- sei tu. Canzone sembra Hai giovane. capito? Vecchio sei proprio tu. Va bene, grazie Simona, grazie Luca. No, è tutto l'anno che continua a dirmi che sono vecchio.
Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Buon ascolto! Ogni sabato dalle 14:30, solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Wow, vai veloce tu. Chi ha parlato? Sono la Digital Radio. Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Lunedì 21 settembre, dalle ore 15, diretta Fiume per il dopovoto delle regionali e del referendum. Risultati e interpretazioni per un momento chiave del nostro futuro politico. Solo su RPL, la tua radio. Voce è quella che è, però la Liguria e l'Italia meritano tutto l'impegno, tutto il sacrificio del mondo. Fatemi dire grazie Sanremo, siete stupendi. Un giovedì mattina a mezzogiorno. Grazie, sono arrivato un po' tardi perché non mi lasciavano più andare via da Loano, tanta era la gente, bello, quindi c'è voglia di lavoro, c'è voglia di sicurezza, c'è voglia di bellezza. C'è voglia di scuola e come promesso ieri abbiamo presentato la mozione di sfiducia all'Azzolina perché la scuola italiana merita di meglio. Mancano insegnanti, mancano bidelli, mancano aule, mancano banchi, mancano mascherine, manca la testa a qualcuno. Ci sono migliaia di bimbi disabili che sono a casa, ci sono migliaia di famiglie che devono scegliere se andare a lavorare o se stare a casa coi figli. E noi da marzo avvisammo il ministro Azzolina di quello che si sarebbe dovuto fare: stabilizzare i precari, usare le aule vuote delle scuole paritarie, assumere bidelli, comprare i banchi, ma non i banchi con le rotelle che servono per fare gli autoscontri in corridoio, banchi, mascherine, lavagne, mense. E quindi
se uno non è capace di fare il ministro, cambi mestiere e faccia qualcos'altro nella vita. Questo vale per la scuola come vale per la sicurezza. In questo momento stanno sbarcando altre centinaia di immigrati irregolari. Basta, basta, basta. Non se ne può più. Clandestini, spacciatori, delinquenti, a nostre spese, con tutti i problemi economici, sociali e sanitari che ci sono. Chiediamo agli italiani giustamente prudenza, mascherine, cautele, distanze, multe, droni, controlli in spiaggia, in farmacia, in chiesa, e intanto facciamo sbarcare decine di migliaia di persone senza limiti e senza regole. Questa è un'invasione organizzata e pianificata e io ho avuto l'orgoglio da ministro di bloccarla e ho l'orgoglio di andare a processo e mi dichiarerò colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani, orgogliosamente colpevole di aver protetto il mio paese e i nostri figli. Siamo in una città di mare, la Liguria ha bisogno dei turisti che pagano, non dei turisti che sbarcano e poi rimangono in Liguria a spese dei pensionati, dei cassintegrati e dei disoccupati liberi. Noi non ne abbiamo bisogno, quindi diritto alla salute, diritto alla scuola, diritto al lavoro e diritto alla pensione, che i simpatici amici del PD stanno mettendo a rischio. L'avete letto ieri sui giornali che per obbedire alle richieste dell'Europa, per avere i prestiti promessi dall'Europa, bisognerà fare una nuova riforma delle pensioni. Pensano di cancellare opzione donna, di cancellare quota 100 per tornare alla vecchia legge Fornero. Se provano a portare in Parlamento il ritorno alla legge Fornero, vi prometto che la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento. La legge Fornero è una gabbia in cui gli italiani non meritano di tornare a essere rinchiusi. E sono temi, badate bene, che non sono di destra o di sinistra. Andare a scuola in sicurezza, andare in pensione dopo 41 anni di fabbrica, di porto o di cantiere, girare tranquilli per Sanremo senza la paura di essere aggrediti o rapinati. Non sono richieste di destra o di sinistra, sono richieste di buon senso. Perché in Liguria stravincerà la Lega e prenderanno una batosta democratica PD e 5 Stelle che se la ricordano per i prossimi 20 anni? Perché noi parliamo di lavoro, di scuola, di tasse, parliamo di fiori, parliamo di bellezza, parliamo di arte, parliamo di pesca. E gli altri di cosa parlano? Renzi e Zingaretti, di legge elettorale, di riforme, e poi l'unico slogan che hanno, e fate un applauso anche ai 5 o 6 che sono qua anche in piazza Sanremo perché mi fanno una tenerezza incredibile, vi voglio bene, vi voglio bene. C'è il nuovo gioco, c'è la ricerca del fascista in assenza di fascisti, nel senso che c'è gente che si alza la mattina. Io da piccolo con la mia nonna in Trentino amavo andare a cercare funghi e mi divertivo andare a cercare funghi in montagna, o col mio nonno a Recco qua in Riviera andavo a pescare, quindi cercavo funghi o cercavo pesci, a volte li trovavo, a volte no. Adesso a sinistra, visto che hanno finito gli argomenti sulla scuola, sul lavoro, sulle tasse, sui... Rimanere agili in un mercato in continua evoluzione è fondamentale. Quindi non limitarti a... sui disabili, sulla sanità, invece di cercare funghi, cercano fascisti, cercano razzisti, vanno per boschi, vanno sulle spiagge, vanno nelle grotte, vanno nelle fabbriche e dicono: c'è una piazza piena di razzisti a Sanremo. No, amici miei, c'è una piazza piena di italiani orgogliosi di essere italiani, che chiedono regole, rispetto, serenità, lavoro, bellezza, cultura e tranquillità. E più quelli si arrabbiano, più io rispondo col sorriso. Sto partecipando a delle trasmissioni televisive surreali, dove io cerco di parlare di scuola, di tasse,
di lavoro, di pensioni, di barriere architettoniche e di là parlano di fantasia. Però più ci attaccano, più ci insultano, più ci strappano il rosario dal collo, più rispondo col perdono e col sorriso, con la bellezza della Liguria, dell'Italia, di queste donne e di questi uomini liberi. Quindi io vi chiedo da qui a domenica di scaldare i cuori di quei sanremesi, di quegli imperiesi, di quei liguri che ancora non hanno deciso. Vi chiedo, dimenticatevi dei sondaggi, perché se no a leggere i sondaggi uno dice ma la Lega ha già vinto, centrodestra ha già vinto, è anche inutile, io magari non voto, io vado in spiaggia, io vado a far vendemmia, io vado 3 o 4 giorni via con mio figlio o con mia figlia, no, perché se tutti quelli che votano Lega dicono tanto siamo primi, tanto abbiamo già vinto con 20 punti di distacco, anche se non voto io, vota mio cugino, voto il mio collega, attenzione, l'unico sondaggio vero è quello che ci sarà in cabina elettorale a Sanremo domenica e lunedì. Vi dico grazie per l'affetto, vi dico che ci saranno 5 anni di lavoro, di fatica, di passione e ogni singolo voto di ogni donna e di ogni uomo. Viva le campane di Sanremo, viva le nostre tradizioni, viva la nostra storia, la nostra religione, la nostra lingua, la nostra cultura, il nostro pesto e il nostro mare. E chi viene a Sanremo porti rispetto alla comunità che lo ospita. Noi chiediamo semplicemente questo: il voto di ogni donna e di ogni uomo di Sanremo sarà per me una pacca sulla spalla, perché in quel tribunale dove io sarò per richiesta del PD e dei 5 Stelle e a nome vostro io ci sarò e rischio anche 15 anni di carcere e coi giudici alla Palamara che ci sono in giro non si sa mai, però io in quel tribunale andrò da uomo, da italiano, da ex ministro, da papà e ci andrò a testa alta, perché difendere l'Italia e gli italiani è un mio diritto ed è un mio dovere. Buona vita, buona fortuna, buon voto, viva Sanremo, viva la Lega e grazie per la vostra splendida presenza. Grazie, grazie, grazie a tutti voi, veramente di cuore. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Grazie, grazie, grazie. Fatevi. L'ho cantata per 20 anni per Franco Baresi questa. Io non sarò molto lungo perché la voce che mi è rimasta è quella che è. Abbiamo cominciato stamattina, ecco. Mi mancavano i 4 figli di papà di sinistra. Ma è divertente così. No. Sapete perché al di là del voto di domenica abbiamo già vinto? E ve lo dico perché sto girando da Foggia a Firenze, da Bolzano a Reggio Calabria. Perché noi giriamo l'Italia, portiamo nelle piazze, poi possono piacere o non piacere, idee, proposte sulla scuola, sul lavoro, sull'ambiente, sui giovani, sui trasporti, sulle case popolari. Portiamo soluzioni, portiamo cambiamento. L'unico argomento che alla sinistra rimane sono gli insulti, la rabbia e la paura. Avete già perso. Hanno già perso. Guardiamoci intorno. La scuola. Ragazzi, la scuola non è il diritto di andare a scuola,
non è di destra o di sinistra. Il diritto di andare in classe, il diritto di avere un insegnante di sostegno per i bimbi disabili, il diritto di avere un banco sopra cui fare i compiti, non è di destra o di sinistra. Hanno avuto 6 mesi al governo per organizzare la riapertura delle scuole e centinaia di migliaia di studenti sono a casa perché mancano gli insegnanti, mancano i banchi, mancano i bidelli, mancano le mascherine. Oggi, come promesso, la Lega ha depositato in Parlamento la mozione di sfiducia per mandare a casa il ministro Azzolina. Ci sono 700.000 insegnanti precari e supplenti che grazie al cambio delle graduatorie ancora oggi non sanno se, dove, come e per quante ore insegnano. Vi rendete conto? Quindi una scuola aperta, tasse. Oggi il governo ha confermato 187 pagamenti, oggi, partite IVA, autonomi, artigiani, commercianti, è una follia. La proposta della Lega continua a essere da mesi pace fiscale. Fino al 31 dicembre il governo non rompa le palle con Equitalia, con l'Agenzia delle Entrate, con l'IRAP, con l'IRPEF, con l'IRES, con l'INPS, anche perché in tutte le piazze io trovo operai e lavoratrici che stanno aspettando la cassa integrazione da aprile, e io mi domando cosa stanno facendo all'INPS. Il presidente dell'INPS, altro che smart working, sta facendo no working il presidente dell'INPS. Quindi diritto allo studio, diritto al lavoro, diritto alla pensione. E io ve lo dico oggi, tenetelo a mente, l'Europa ha chiesto al governo di cancellare quota 100 per tornare alla legge Fornero. Se proveranno a tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché non si torna alla legge Fornero, non si torna alla legge Fornero, punto. Quindi noi parliamo di questo, di pensioni, di lavoro, di scuola, di tasse, di ambiente, di giovani, e Renzi e Zingaretti che cosa parlano? Della legge elettorale. Io immagino che per molti di voi sia una priorità cambiare la legge elettorale. A me non interessa men che zero. La priorità in questo momento a Legnano, come a Foggia, a Bollate come a Reggio Calabria, è solo una: lavoro, 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 meno burocrazia, meno tasse e più lavoro. Su questo come Lega ci stiamo impegnando. Aggiungo una riflessione, che è un altro diritto che non è di destra o di sinistra: la sicurezza, il diritto a essere sicuri, il diritto soprattutto per le donne a uscire a Legnano all'ora che vogliono, nella zona che vogliono, vestite come vogliono, senza correre rischi. Io ho fatto in un anno al governo quello che vi avevo promesso. Ho detto: se a Legnano mi date il voto andiamo al governo e cancelliamo la legge Fornero. Cancellata. Se andiamo al governo approviamo una nuova legge sulla legittima difesa. Approvata. Se andiamo al governo diamo la tassa al 15% alle partite IVA che fatturano fino a 65.000 euro. Approvata. Se andiamo al governo approviamo la legge per il codice rosso che salva le donne vittime di violenza. Approvata. E poi... No,
andare avanti con Toninelli e Di Maio l'era impossibile. L'era mica possibile. Gliela facevi più. Comunque avevamo fatto un'altra promessa. Se ci date il voto andiamo al governo e blocchiamo gli sbarchi dei clandestini. Ci avete dato il voto, siamo andati al governo, abbiamo chiuso i porti e abbiamo azzerato gli sbarchi di clandestini in Italia. Punto. E questo, ci tengo a dirlo, magari a qualcuno che anche Legnano non ha ancora capito, il problema non è l'immigrazione. Nel 2020 chi distingue un essere umano in base al colore della pelle ha dei problemi, è un cretino. Per me non ci sono bianchi, neri, gialli, rossi, verdi, arancioni. Ci sono persone per bene e persone per male. Ci sono italiani per bene e italiani per male. Immigrati per bene e immigrati per male. Ma siccome ne abbiamo già abbastanza di italiani che spacciano e fanno casino, ne ho le scatole piene di veder sbarcare spacciatori, clandestini, scippatori e delinquenti. Basta, stop, stop, chiuso. Per questo andrò a processo in un tribunale italiano sabato 3 ottobre. Ho fatto quello che gli italiani mi hanno chiesto di fare. Mi occupavo di sicurezza, ho garantito la sicurezza del mio paese, ho contrastato i trafficanti di esseri umani, gli spacciatori, gli scafisti, ho respinto barchini e barconi, ho svegliato l'Europa. Quella mattina quando il giudice mi chiederà: lei rischia 15 anni di carcere, lo sa Salvini? Sì, lo so. Io rischio 15 anni di carcere. Quando mi chiederanno se mi dichiaro colpevole o innocente, io mi dichiarerò orgogliosamente, felicemente, tranquillamente colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani, con onore e con orgoglio. Grazie, viva Legnano e viva il sindaco di Legnano e grazie a tutti voi per il voto che darete alla Lega domenica prossima. Qui Parlamento. Alessandro Morelli. Grazie, buongiorno Ministro. Come già detto, insomma, i risultati che sono stati portati da Open Fiber sono sotto gli occhi di tutti, quindi vedo con piacere che tutti i parlamentari sono assolutamente, come si dice, sul pezzo su questo argomento e che la necessità di superare questa realtà sia oramai oggettiva. Una domanda, Ministro, a lei direttamente. Visto che questo è un idem sentire da quello che ho percepito da tutta la Commissione, quindi da tutti i partiti, lei si sente commissariato o meno dal suo leader politico Beppe Grillo, che lo dichiara in maniera pubblica attraverso il suo blog, non solo delle inefficienze di Open Fiber, ma anche della necessità di cambiare la sua amministratrice delegata, che viene ritenuta da Grillo praticamente una... Non ti sentiamo più, Alessandro. Rieccoci, se lei ritiene che questo sia l'auspicio che sulla quale il governo debba puntare, e se lei non si sente appunto commissariata, visto che effettivamente devo ammettere che gli annunci fatti da Grillo proprio sul suo blog, uno alla volta, si stanno verificando. Quindi chiedo, decidete voi, decide il governo o decide Grillo dalla spiaggia? Rete unica e neutrale, giustamente il collega Capitanio lo chiedeva. TIM quindi sarà estromessa o comunque avrà una compartecipazione inferiore rispetto alle ipotesi che sono circolate, secondo lei? E in più, secondo lei sono sufficienti dei parti parasociali, insomma degli strumenti arzigogolati per la gestione di una impresa così importante? Secondo lei l'Europa
approverà dunque le proposte che sono sul tavolo e che comunque di cui oramai si sta parlando, diciamocelo pure, sono segreti di Pulcinella. Chiedo valorizzare le PMI e gli artigiani, soprattutto i piccoli e dei territori più difficili, attraverso la promozione sul web e sulle principali piattaforme. Se ci spiega come, perché è assolutamente una cosa valida, giusta, siccome lo sta già facendo Amazon, insomma sarebbe interessante sapere se il Ministero vuole condividere con Amazon questa iniziativa, Amazon o altre chiaramente grandi piattaforme, o se è una cosa giusta fatta anche dal nostro paese. Chiudo con il cloud nazionale. Ricordo, Ministro, che forse gli avevamo già detto che giace in Parlamento, è già iscritta all'ordine del giorno di questa commissione una proposta di legge che riguarda proprio il cloud nazionale. Quella potrebbe essere un inizio, una base di una partenza sulla discussione. Il problema è che la prima commissione, guidata da un esponente del 5 Stelle, Brescia, non ha ancora trovato il tempo per calendarizzarla. Se questa ipotesi fosse un'ipotesi che la aggrada, se può dare un suggerimento al Presidente Brescia di calendarizzare questo argomento, almeno per iniziare la discussione. Poi vedremo quando questo percorso potrà terminare e a che cosa porterà. Però diciamo che sarebbe interessante avere innanzitutto da un esponente del suo partito la conferma di quello che lei sta dicendo oramai da qualche tempo. Chiudo con RAI. Giustamente veniva ricordato, non le sembra stravagante che la principale azienda culturale di informazione del paese, l'unica che non deve guardare ad ogni secondo al bilancio del mercato, anzi i risultati di share di questi ultimi giorni lo stanno ampiamente dimostrando, visto il disastro che purtroppo stanno portando le nuove direzioni proprio per quanto riguarda la RAI, avendo il canone e quindi essendo abbastanza rassicurata da quel punto di vista. Non le pare assurdo che RAI, su tutti i dibattiti che riguardano la rete unica, il broadcaster europeo, il rapporto con Vivendi, che sappiamo è protagonista anche in TIM, oltre che in Mediaset, non le pare assurdo, dicevo, che RAI su questo argomento sia totalmente fuori, un po' come la bella addormentata nel bosco? Grazie. Grazie. Adesso l'ultimo iscritto a parlare per il Movimento 5 Stelle, il collega De Laurentiis. Qui Parlamento. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te. Anche oggi un'altra edizione di Segui la Lega, benché in forma ridotta, giusto per dirvi che se volete tesserarvi al partito Lega Salvini Premier, quello che dovete fare è andare sul sito tesseramento.legaonline, scritto legaonline.it. Basta una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro, pochi minuti per compilare il modulo e la tessera arriverà direttamente a casa vostra. Vi ricordo anche che la Lega Salvini Premier ha il suo sito ufficiale all'indirizzo legaonline.it. Trovate varie petizioni digitali per esprimere la vostra solidarietà a Salvini in vista del processo di Catania. Al pulsantone processate anche me, la mozione di sfiducia al ministro Azzolina, al pulsantone Azzolina bocciata. Ancora gli eventi, i dossier e le elezioni regionali incipienti, di tutto e di molto
molto si parla sul sito della Lega, la sezione più frequentata e di cui ci fate più richiesta è ovviamente gli appuntamenti radiotelevisivi, e quindi ho la possibilità di dirvi che questa sera ci sarà Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete 4 alle 21:20, e domani mattina Claudio Borghi ad Agorà su Rai 3, e sempre domani mattina Edoardo Rixi a Start su Sky TG24. Su TGcom 24 invece Susanna Ceccardi, e sempre domani alle 13:30. Questo era il Segui la Lega di oggi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
18.04, ultima parte del Rebelot di oggi, in cui torniamo a mettere la testa su un tema che ci ha occupato ieri con una bella chiacchierata con Alessandra Locatelli. Siamo contenti di tornarci anche oggi, proprio perché, l'abbiamo detto, è stato un caso emblematico e purtroppo simbolico di quello che accade non solo nelle nostre periferie, perché a Como non si può parlare insomma di banlieue all'italiana, siamo in una situazione un po' diversa, ma che è della testimonianza che ci avete dato ieri, replicabile in molti altri centri d'Italia. E oggi parliamo con Giorgio Gandola della Verità anche di tutto quello che si è cucito intorno a questa storia dal punto di vista delle distorsioni mediatiche. Intanto gli diamo il benvenuto. Benvenuto Gandola. Buonasera a voi. Ecco, questa mattina lei ci fa notare come sulla faccenda della morte di Don Roberto addirittura ci siano state delle distorsioni che hanno trasformato la realtà. Ci aiuti a capire, da un fatto così tragico e preciso, come si può distorcerlo? Sì, lo si può distorcere in modo anche abbastanza clamoroso, perché subito dopo l'omicidio la Caritas di Como attraverso il suo direttore ha cominciato a dire che la colpa di questo omicidio, indipendentemente da chi abbia pugnalato il povero prete, no? Perché non era sacerdote, non era parroco di nessuna parrocchia, e al di là di quello la colpa era della società, colpa dell'indifferenza, dell'odio, insomma mettendo insieme una sorta di rosario di luoghi comuni che ha finito per condizionare la stampa nazionale e anche perché c'è una sottolineatura che questo turisino irregolare fosse matto, fosse preda di turbe psichiche, fosse stato in qualche modo vittima di un raptus. In realtà tutto questo non è vero, cioè, non c'è nessun certificato di trattamento obbligatorio sanitario, non c'è in questura nessun fascicolo sulla sua presunta malattia, ma nemmeno all'ospedale, ma neppure in comune presso l'ufficio degli assistenti sociali. Insomma, si è in qualche modo veicolata la follia di un uomo che era tutto fuorché matto. Magari lo sta cominciando a fare adesso il matto, perché di pochi minuti fa la notizia che ha ritrattato la confessione e dice che lui non c'entra nulla. Quindi evidentemente a forza di dargli del matto adesso ha capito che forse può farlo. Il problema numero uno è che ieri addirittura hanno costretto il Papa a dire che quest'uomo era una persona con turbe psichiche, e costringere il Papa in qualche modo a una topica simile è abbastanza imbarazzante per tutti, soprattutto per il mondo mediatico. Ecco, ma secondo lei, insomma, che da tanti anni segue la cronaca e credo con il suo stomaco sarà difficile stupirsi ancora di certe distorsioni, le chiedo però, secondo lei come nascono? Nascono a tavolino perché non bisogna far passare certi messaggi e quindi a costo di torcere la realtà si decide di raccontarla in modo diverso, oppure nascono perché c'è una tendenza culturale che di fatto è indipendente dal dato di realtà, cioè si replica uguale a se stessa senza guardare a cosa succede? Dino Buzzati diceva: racconta, non fare il furbo, ai giovani giornalisti. Racconta, non fare il furbo è una frase che racchiude tutto, cioè bisogna fotografare la realtà, bisogna restituire questa realtà e far sì che il lettore o l'ascoltatore o la persona davanti al televisore si faccia un'idea di quello che il giornalista gli ha raccontato con il massimo equilibrio possibile. Tutto questo si sta perdendo purtroppo, c'è una degenerazione tale per cui ciò che fa comodo a una parte politica, ciò che fa comodo anche alla propria sensibilità diventa più importante rispetto alla realtà, rispetto ai fatti. Qui si è attribuita la patente di matto a una persona che aveva un fascicolo di reati alto mezzo metro in questura, ma in questo fascicolo non c'è una carta
neppure il più piccolo documento che attribuiva a lui i gesti di follia, un momento di follia. Ecco, io credo che questo tolga credibilità a quello che è una professione meravigliosa come quella del giornalista, e che in questa fase della vita sociale del nostro paese non ci sia più la sacralità dell'informare, quindi nel dire le cose come stanno, senza voler a tutti i costi interpretarle immediatamente a seconda della propria sensibilità politica, ed è un grande limite di tutti noi. Ecco, entrando anche nel merito di altre storie, ma proprio del meccanismo mediatico, è su questo che volevo sapere il suo parere. Mi sembra che da un po' di tempo si parta da un fatto di cronaca e ci sia come la necessità di agganciarsi tanto più questo fatto di cronaca è tragico, e su questo fatto di cronaca poi si costruiscono delle speculazioni rissose che non prendono però mai non prendono mai in considerazione il dato di realtà, e penso in questo caso a quello che abbiamo raccontato ieri su Como, cioè come una città che ha sia della marginalità normale che hanno tutte le città italiane, ma che vive una seconda criticità, perché è il flusso di transito degli immigrati, e questo è un fatto, non è di destra o di sinistra, è un fatto che riguarda Como e altre città. Nel caso di quello che è successo a Colleferro, ad esempio, lì si può raccontare del fatto che a Colleferro c'è un bar, il comune, ed è finita Colleferro come comunità, più o meno, insomma, capiamoci. Cioè è una specie di periferia dormitorio dove i miti sono quelli non da ieri, da un po'. Sì, ma certo. E questo è un fatto. La strumentalizzazione è un limite enorme. Per rimanere sulla vicenda di cui mi sto occupando, Como è anche una città in cui l'accoglienza è fortissima, ci sono associazioni dedicate giorno e notte alle problematiche degli ultimi, non solo dei migranti ma dei poveri, di coloro che non hanno una chance. Così dire che la colpa di tutto questo è della società, è dell'odio strisciante, che poi non esiste ovviamente, come ha detto la Caritas, come fatto ripete da 3 giorni, significa allontanare la vicenda dalla realtà, e in qualche modo anche non voler bene a questo prete martire che è morto e che oltre alla carità ha diritto anche a un po' di verità, insomma. Ecco, perché questo poi è quello che finisce per essere sottovalutato e sepolto dietro questa coltre che abbiamo cercato in qualche modo di raccontare. Gandola, le faccio la domanda che fino a settimana scorsa facevo a Borgonovo, quando era ospite, diciamo, fisso della mia trasmissione, e quindi non le scappa neanche lei, anzi lo dica Francesco quando lo vede, che anche a lei ho chiesto: domani sulla Verità cosa possiamo aspettarci di trovare? Beh, per quel che mi riguarda sicuramente una pagina su questa vicenda ancora, perché la sto scrivendo io, per cui sono assolutamente certo. E siccome sono fuori, quindi a Como, proprio per rincorrere le ultime notizie e così qualche retroscena interessante, non ho una contezza precisa di quelli che sono gli altri argomenti di cui si parlerà sul giornale, ma sono sicuramente argomenti interessanti, sto facendo puro marketing. E quindi domani sulla Verità. Intanto noi oggi e adesso salutiamo e ringraziamo Giorgio Gandola per questa bella chiacchierata. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille a Giorgio Gandola. Facciamo l'ultimo giro anche dei vostri WhatsApp. Intanto un caro saluto a chi ci scrive, ci manda messaggi vocali, ma non vi firmate, però vi ringraziamo lo stesso. Chi ci ricorda anche le stimmate di San Francesco oggi, la ricorrenza. Un saluto a Giuliano da Torino, che dallo smartphone non riesce a fare la tessera sul sito Lega Online. Grazie di avercelo fatto notare, cercheremo di capire se è un problema di sistema oppure no. Ritenta tra qualche giorno, magari qualcosa è cambiato. Un saluto ad Alberto, a Cristina e a Monica, tra quelli che ci hanno scritto anche solo per farci sapere come stanno. Un saluto ad Adriana, che addirittura ha cercato di chiamarci, e un'occhiata prima di andare a chiudere questa puntata di oggi
a quello che invece non abbiamo detto, perché oggi è un pomeriggio che ci siamo affrancati, come spesso ci piace fare, dalla attualità. Andiamo a vedere che cosa succede sull'ADN Kronos. ADN Kronos parla di un aumento dei casi e 13 morti. Questo è il bollettino di oggi, 1500 casi e 13 vittime di coronavirus. E poi abbiamo la politica con Conte che dice voto sì, non compromettete la funzionalità delle Camere, e questa è la sua... il voto sì non compromette, scusate, mi sembrava strano che Conte avesse preso una posizione così tranchant e infatti non l'ha presa, ha detto votare sì non compromette la funzionalità delle Camere, questo è ovvio, però non si andrà a votare nell'immediato perché salterà di fatto la legge elettorale. Intanto la scuola decreta uno sciopero il 24 e 25 settembre e in Sardegna il TAR boccia la regione sull'obbligo di tamponi per chi arriva. Ancora abbiamo il referendum, suore di clausura che dicono siamo per il no, vale per le Matris Domini di Bergamo, ognuna sarà libera nell'urna ma il diritto va esercitato bene. Insomma, le suore di clausura hanno preso posizione, le salutiamo perché dalla clausura ci possono anche ascoltare, ci possono anche scrivere, possono fare tutto, quindi salutiamole. E poi Corriere.it, si parla di Covid nelle prime notizie, poi la grande querella di dove e quando si misura la febbre, se a scuola o no. Vince il Piemonte nel ricorso al TAR contro la Azzolina, quindi in Piemonte si misurerà a scuola. E poi ancora il caso di Willy, le famiglie dei 4 arrestati ricevevano il reddito di cittadinanza. Questa è una delle tematiche che sta tenendo banco oggi. Io anche a costo di essere nemico del popolo, ma cercando di non essere almeno ogni tanto nemico della realtà, vi dico che però non c'entra una mazza il fatto che questi che hanno ucciso Willy prendessero il reddito di cittadinanza. Sono due cose che viaggiano su binari diversi. Non ne avevano diritto, pare, perché prendevano dei soldi in nero, quindi erano insomma in questo senso degli evasori fiscali. Però questa delegittimazione dello strumento del reddito di cittadinanza, guardando a quello che stanno facendo mediaticamente su questi due delinquenti, ecco, non è questo il modo insomma di ragionare sul reddito di cittadinanza, sia che siate d'accordo sia che non lo siate. Ancora andiamo sul Corriere.it, in Toscana con Ceccardi un candidato di Forza Nuova, protestano i democratici. E poi meno tasse al ceto medio. Che cos'è, chi ne fa parte e perché è decisivo per la ripresa? Andiamo su Repubblica.it, la commissione antimafia redige la lista dei candidati impresentabili, problemi in Puglia e Campania, mentre su Repubblica si parla di Bielorussia, il Parlamento europeo chiede sanzioni contro Lukashenko e nuove elezioni. Dall'economia si fa sapere che la Ferrero con una scelta aziendale interessante ha messo 2.000 euro di premio aziendale per i dipendenti nell'anno del Covid, mentre in casa Lega continua su Repubblica la querela sull'inchiesta che riguarda alcuni commercialisti legati alla Lega. Dalla Lega hanno ciucciato montagne di soldi il podcast. E ancora dalla Toscana, candidato di Forza Nuova nelle liste della Ceccardi, rivendica l'appartenenza e dice Fiore è il mio segretario. Insomma, questo tentativo di ridurre il leghismo al fascismo passando per un candidato di Forza Nuova o che sedicente tale, insomma. Andando su Lansa.it si parla dell'aumento dei contagi, anche qui il branco denunciato per il reddito di cittadinanza per l'omicidio di Willy. E ancora l'OMS che dice trend gravi in Europa, i numeri siano una sveglia. Ricordiamo l'OMS che non ha certamente brillato quando avrebbe dovuto prevedere una pandemia che abbiamo già vissuto e che insomma per il momento sembra che non stiamo almeno al presente rivivendo, né si vedono segnali così sconfortanti in termini di ricoverati, in termini di terapie intensive, in termini di distanziamento sociale, di mascherine, di cure in atto, benché sperimentali, ma che comunque stanno dando buoni frutti. Andiamo a ilgiornale.it, i buonisti manco l'hanno letto, ma già applaudono al piano dell'Unione Europea sul recovery plan. Poi andiamo su Open Online, dà conto di tante storie
Tra queste c'è il prete ucciso a Como, di cui abbiamo appena parlato, con l'arrestato che ritratta davanti al giudice per le indagini preliminari e dice: non sono stato io non c'entro nulla. Anche su Open Online la storia dei soldi della Lega fa tornare alla ribalta uno dei protagonisti di questo fantastico romanzo, che al momento non vede delle condanne, però bisogna ammettere che quando la trama è bella, e credo che ancora una volta è Gianluca Savoini, insomma l'uomo che viene dal freddo a essere tirato in ballo, laddove sinceramente non riesco a capire come potesse centrare Savoini, il KGB e i soldi della inchiesta sui commercialisti. Comunque spunta un legame con le cene di Savoini al Metropole, e quindi questa così è la vita e così è. Guarda caso la settimana prima del voto esplodono queste inchieste in questo paese, ma pensa. A proposito di clima d'odio invece e di campagna elettorale troppo arroventata, vi segnalo una lettera di Matteo Salvini al sito fanpage.it. Minacce e odio, con PD e 5 Stelle è a rischio il diritto di fare campagna elettorale. La lettera di Salvini al direttore di fanpage.it, Francesco Piccinini. La potete trovare appunto su fanpage.it. Giulio, io vedo che tu vuoi dire qualcosa, secondo me. Sì, no, oggi ti sei perso l'intervista più pericolosa di tutte, quella sul Fatto Quotidiano di uno degli ex portinai qui di Via Bellerio. No! Sono andati a intervistare Franz, chi il se lo grande ricorda? Franz. Perché tu sai che ovviamente le persone più pericolose qua in Via Bellerio sono i registi e i portinai. Sì, è questo. Il grande Franz, come se l'è cavata? Ma ovviamente era uno dei 77 che non sono stati, diciamo, tenuti qui, quindi non è che fosse contentissimo, però diciamo che siamo un po' alla frutta se vai a intervistare i portinai, però il Fatto Quotidiano tutto fa brodo. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, grazie a tutti i portinai che ci hanno ascoltato in questa puntata. Vi lascio al prosieguo del palinsesto che di giovedì vede a propinquarsi. Allora, fra poco Sara Garino con Alto Mare Regioni e poi, Matteo Furia. Noi, se a Dio piace, se tutto va come deve andare, ci sentiamo domani alle 16:30, un'altra puntata di Rebelotto. Buona serata a tutti dal Marco Pinti.
Avete ascoltato Rebelot,